perché del no è semplicemente che non dobbiamo creare un'altra dipendenza dall'estero per la materia prima che ci manca totalmente, e quindi oltre al petrolio dobbiamo aggiungere anche i costi per acquistare l'uranio, che potrebbe avere un andamento come quello del petrolio e metterci in gravi difficoltà domani. Il nucleare è l'ultimo tassello della manovra energetica che è partita dal petrolio, proseguita con le biomasse e sta utilizzando tutti i mezzi per concentrare la produzione di energia in pochi punti controllabili per poi venderla a prezzi di monopolio. Quindi anche l'energia nucleare ha questo scopo e continua questa logica. Invece la logica opposta è quella di disperdere la produzione di energia sul territorio attraverso il solare, l'eolico, e quindi dare una forma di energia democratica gestibile dai cittadini. Basterebbe per esempio che ognuno dei 60 milioni di italiani avesse 1 kW di fotovoltaico e avremmo coperto totalmente, anzi ne avanzerebbe, la domanda di energia elettrica in Italia. Sei qui perché dici no al nucleare, perché? Primo perché sono uno di quelli che ha promosso il primo referendum nell'87 contro il nucleare. Secondo perché, visto che siamo in una terra che dice padroni in casa nostra, e chilometro zero, il nostro Presidente della Regione per la produzione alimentare, sono per dire che l'energia la dobbiamo produrre con risorse nostre a casa nostra, senza far morire altri uomini nel resto della terra. Tanto per non fare nomi, i poveri disiderati del Niger, dove viene estratto l'uranio che viene usato da Avera, che è la multinazionale con cui Berlusconi ha fatto l'accordo per costruire centrali nucleari in Italia. Ho votato un referendum dove non volevo il nucleare e io voglio ancora ribadire che il nucleare non lo voglio. Abbiamo il paese del sole, del vento e anche del mare se vogliamo, ed è tutto gratis. Per piacere facciamo energie pulite, basta business, basta. Ce lo ritroveremo addosso l'ambiente tra un po' e ne abbiamo tantissimi segnali. Siamo proprio stupidi, non c'è storia. Il problema delle scorie è grandissimo, fino a che non risolveranno questo problema non dovrebbero neanche avere il coraggio di proporre questi progetti, senza contare i danni fatti dal disastro di Chernobyl, dove c'è disinformazione, un'enorme disinformazione che tiene le popolazioni succubi. Non è possibile, senza dare una giusta informazione alla gente, accettare questi progetti. Quello che voglio dire è che i soldi, le risorse che verrebbero spese per questi impianti potrebbero essere indirizzati verso gli studi delle fonti alternative, delle energie alternative che ci sono, e sono quelle che garantiscono un futuro, che è la cosa che ci preoccupa di più. Beh, ovviamente è un grande business, sono i grandi affari, e non a caso il governo Berlusconi ha riaperto il nucleare in Italia per un semplice accordo fra appunto potentati, cioè non a caso Berlusconi ha fatto gli accordi con i francesi, Enel e Francia, evidentemente ci sono molti miliardi a spartirsi tra le forniture di attrezzature obsolete che chiaramente Berlusconi avrà pattuito con i francesi e l'Enel. Il popolo italiano già nell'87 ha dato una risposta chiarissima, quando appunto con il referendum ha detto che l'Italia non doveva intraprendere quell'avventura nucleare. Oggi si vuole ricominciare con la disinformazione, ma io credo che ancora oggi nel nostro paese il popolo italiano sia contro il nucleare. Non a caso anche in questo, proprio oggi simbolicamente ho ripresentato una risoluzione del Consiglio regionale del Veneto, così come tutta l'opposizione avevamo fatto un po' di mesi fa, dicendo che non si vogliamo centrali nucleari né in Italia né in Veneto, e che quindi l'allora ministro, oggi governatore Zaia, deve essere coerente e dire che nel Veneto, se si vogliono le centrali nucleari, si devono consultare i veneti e loro dovranno decidere se questa centrale si farà. Beh, il Comune di Venezia ha un compito importante, può avere un compito fondamentale nell'informazione. Dobbiamo dar modo ai cittadini di conoscere tutte quante le problematiche che sono legate al nucleare. Giusto appunto poco fa ho parlato con il consigliere Bonzio di Fondazione Comunista, e assieme a me e ad altri gruppi appunto consigliari chiederemo al Comune di prendere una posizione seria e decisa affinché l'informazione che passi deve essere un'informazione seria, un'informazione imparziale, un'informazione che vada al vantaggio appunto del cittadino. Forse pochi si rendono conto della pericolosità nel nucleare, perché attraverso la fissione nucleare si liberano tutta quanta una serie di isotopi radioattivi che perdurano decine se non centinaia di anni nell'ambiente.
Se vogliamo parlare di energie nuove, perché non passare all'eolico, perché non passare al solare, a tutte quelle energie che nei paesi maggiormente sviluppati sono al top dello sviluppo. Siamo un paese ricco di correnti marine e di moti ondosi e Venezia, la laguna di Venezia, o meglio le tre bocche di porto della laguna Venezia, si presterebbero magnificamente per utilizzare le correnti marine. La grandissima quantità di acqua che entra e che esce nell'unità di tempo ha un'energia talmente elevata che probabilmente se si riuscisse a fare un sistema, diciamo così, di turbine, probabilmente le 6 centrali che insistono nel nostro territorio si potrebbero chiudere. C'è solo la volontà politica di fare le cose fatte bene. Si capisce come mai dopo che il popolo italiano nel 1987 o giù di lì si era espresso contro il nucleare con il referendum popolare, non si capisce come mai oggi i nostri governanti, chiamiamoli così, hanno deciso di riavviare il ragionamento sul nucleare. Noi chiediamo un'inversione di tendenza, vogliamo essere coinvolti come cittadinanza attiva prima che le decisioni vengano prese a livello istituzionale. Questa è la vera democrazia e penso che anche sul nucleare questo dovrebbe essere fatto. Se io penso al nucleare è una roba incredibile, in quanto noi abbiamo visto che è stato rifiutato non solo a livello nazionale qui in Italia, ma in parecchi paesi dell'universo. Dico dell'universo, faccio riferimento all'America, che ormai da oltre 20 anni aveva rifiutato il nucleare e lo scaricava in Italia o in Europa. Io credo che i cittadini facciano più che bene a riunirsi nei comitati per protestare contro questa follia. Credo però purtroppo che sia abbastanza inutile ricordare ai signori chiusi da dentro le ragioni del no al nucleare, che sono ragioni prima di tutto di salute, di economia, di sociale, ma che sono ragioni che loro conoscono altrettanto bene di noi. Credo non ci possa essere nessuno che non capisca la validità di quanto andiamo dicendo da anni e anni e anni. E perché perseverano? Perseverano perché la loro coscienza, immagino che una buona coscienza ce la possono avere anche loro, però una coscienza che è stata ormai obnubilata, superata da una coscienza del profitto. Soltanto questo sentono. Tornano i siti ancora previsti alla fine degli anni 70, in particolare il sito tra Chioggia e Cavarzere, che a suo tempo fu duramente anche osteggiato dalla popolazione locale, ci furono manifestazioni anche regionali e poi dopo Chernobyl la strada fu in discesa, però adesso la questione sta tornando in grande evidenza e dovremo fare molta attenzione perché questa è una delle ipotesi più probabili. Il referendum è già stato fatto, adesso bisogna impedirlo su tutti i piani, questa scelta del governo, bisogna impedirlo sul piano della propaganda e della comunicazione, che sarà la prima fase dell'offensiva Berlusconi, già iniziata dal dimissionario Scajola. Ci sarà una prima fase di menzogne con cui ci ubriacheranno di menzogne per cui il nucleare sarà la soluzione ai problemi climatici del paese e poi dovremo opporci nel momento in cui la prima pala, la prima ruspa, la prima gettata di cemento vorrà costruire questi obbrobri nei nostri territori.